Ciao amici del tubo, tolgo la macchina e vi faccio vedere che cosa faccio oggi. Oh. Allora, spero che sto registrando. Una cosa molto semplice. Prima cosa, rimettiamo le borse laterali alla nostra IMA. Seconda cosa, ho comprato di marca Royal Enfield, quindi originale, un nuovo kit marchiato anche qua Himalaya, che andrà a proteggere molto meglio in off-road, perché quello originale fa passare veramente i sassetti soprattutto nella parte sopra, poi si infilano dentro e danno fastidio là, bisogna sempre smontarli. Adesso con questa parte qua non dovrebbe essere di più. Vedete? Quando si fa off, che capita spesso, i sassolini si infilano qua dentro tra il radiatore e questa protezione in metallo, si vanno a infilare proprio qui e scendendo cosa fanno? Vanno ad allargare un po' questa retina e vanno un po' potrebbero anche rovinare il radiatore. Quindi questo upgrade, diciamo, lo andiamo a fare con questa qua. Voilà, che è uguale nel senso viene messa nello stesso modo, solo che sopra questa protezione, così i sassolini non entrano più dentro. La griglia qua forse ha una maglia un po' più larga, però i sassetti se entrano vengono fuori, cioè escono, anche perché vanno a finire fino a sotto e qua possono uscire, speriamo. Io ho visto molti nostri colleghi con l'Himalaya che ce l'hanno e si trovano molto meglio. Io ho l'esperienza mia personale di qualche off dove trovo sempre dei sassolini dentro, devo sempre andare a smontare e rimetterla. Poi... Allora, faccio anche questa parte di video perché molti criticano il fatto che tante cose si possono fare a casa come italiani, ed è vero, però dobbiamo renderci conto che c'è chi sa metterci le mani e chi non sa mettere veramente una lampadina e cambiare neanche la lampadina del faro, hai capito? Quindi, per quelli che magari vogliono solo vedere un po' come funziona il tutto, allora, per togliere queste è molto semplice. C'è una vita qua a sinistra che l'ho già tolto, si svita subito con una chiave a brugola piccolina, che è quella tipo già di serie sugli gli attrezzi dell'Himalaya, e poi questi due da svitare. Quando si svitano questa viene via, si può sostituire, rimettere questo e la piccola vite che c'è qua e il gioco è fatto. Voilà. Allora, ho tolto le due viti, questa era fissata, vedete, era fissata qua. Togliendola il radiatore si è allontanato dalla sua base, ok, dove quelle due viti fissavano il radiatore alla sua base qua. Ecco, vediamo adesso come è fatto questo è la stessa cosa. Di loro mi hanno mandato, c'è anche questo. Perché mi hanno mandato questo? Adesso guardo, ma comunque basta mettere questo e questo e siamo a posto. Ok, vedete, non li ho ancora fissati, li ho solo fatto un mezzo giro per tenerlo su e si vede da prima che va a coprire molto di più. Qua sopra non terrà mai più niente e sotto ha lo spazio che vuole poi per farli uscire se vogliono, quei piccoli sassolini, però si salva. Bene, ora fisso il tutto e vediamo. Ora subito un primo trucchetto. Per montarlo, visto che sto già iniziando a tirare giù le madonne, prima mettiamo il bullone, quello laterale piccolino qua, senza fissarlo troppo di lato, così almeno questo qua sta fermo su senza essere ancora fissato, e poi continuiamo con le altre due viti di lato. Ok, sta su perché ho fissato la piccola vite che c'è qua, vedete qua. Adesso procedo a fissare le viti 1 e 2. Ok, madonna, oggi ragazzi c'è un sole, una giornata meravigliosa per uscire in moto e io da stronzo sono rimasto a casa a fare questi lavoretti perché sto progettando, ragazzi, il ritorno in Piemonte, ok? Era fissato per agosto, sto valutando per luglio, 4, 5, 6 giorni, farò l'evento, chi vuole unirsi con l'Himalaya o senza, moto tendata per 4, 5, 6 giorni per il Piemonte, ragazzi. Ho già tutto pianificato, posti dove andare, le strade da fare. Devo far rumore per invitarvi, per chi vuole riesce anche 1, 2, 3 giorni per il Piemonte, per fare gruppo Himalaya e no, e divertirsi. Forse questa è la parte più pulita della mia moto. Allora, la griglia è un po' più lontana, ok, dal radiatore. I sassolini se entrano comunque escono, perché scendono giù, escono dietro per di qua, vedete, escono dietro per di qua,
boom, perché è in discesa, e da sopra non entra più niente, perché il problema è proprio i sassolini che entravano da sopra e si infilavano giù. Vedremo più avanti, però secondo me per ora è perfetta. Poi in descrizione sotto vi metto il link diretto, perché io ho preso quello originale Royal, siamo su un'ottantina di euro. Ne vale o non ne vale, ognuno ha le sue opinioni. Chi se ne frega, però se volete risparmiare vi metto in descrizione sotto a questo video il link su Amazon, perché l'ho trovata a 40 euro. Non è della Royal Enfield, quindi sarà fatto non so da chi, però stessa linea, stessa cosa, identica. Perché non ho preso quella? Perché ormai avevo preso questo qui. Lo si può comprare tranquillamente quello originale o nei concessionari o cercare in giro, penso eBay, oppure io. Ma su Amazon lo trovate anche a meno, a 40 euro. Vi metto il link sotto ancora e basta. Adesso nuovo lavoro. Rimettiamo le borse laterali perché sì, perché ne ho bisogno, mi piacciono e mi piace far vedere sempre i miei ricordi. Poi un veloce saluto a quel amico himalayano che nel gruppo Italia aveva condiviso il suo parere che in verità queste borse si tolgono in 5 secondi, quando io nel mio video avevo detto io non le tolgo in viaggio perché ci vuole una vita. Aveva ragione, ci si mette 5 minuti, il problema è che in viaggio non puoi smontarle e portarle via, cioè io non mi va di farlo, preferisco avere una borsa dentro da prendere e portare via. Comunque è vero, è molto semplice ragazzi, se le avete comprate già così, in pratica bisogna fissare che sono, se non lo muovete, la parte sotto è già fissata nella sua posizione giusta, vedete questo, che sono quelli che si fissano qui, ok, che vengono a tenere questo palo qua. La parte principale è questa qui, perché se svitiamo prima questo bullone che tiene fisso la sicura qui e questa qua, vedete che gira, questa si allontana, girando anche la parte dietro, questa qua che va a fissare, si gira, voi la mettete fissa qua, iniziate a fissare bene qui, così si stringe e questo qua non si muove. E negli sterrati, nell'alta via del sale e così via, io li ho usati ragazzi, cioè non si muove niente, sono, scusate l'alfaccione, queste qua sono studiate apposta per fare sti giri in mezzo alla luna, quindi adesso li rifisso perché mi mancavano, quindi è molto semplice. Si fissa questo e per tenerli saldi si deve girare questo bullone con vite su questa vite qua e fissarlo e rimane come tappo senza nessun problema. In 5 secondi metti e togli. E non servono neanche grandi attrezzi, perché per svitarli e avvitarli basta l'attrezzo che trovate sul vostro Himalaya, questa qui con la chiave da 17, questa parte qua si può andare e svitare e avvitare questa parte qua, mentre questa qua si fa a mano finché proprio non avete più forza, tanto questo poi lo terrà bloccato. Ragazzi, per questo inutile video su questi accessori il video finisce qui. Niente, volevo solo farvi sapere che questo upgrade è molto interessante. E le borse le ho rimesse perché mi mancavano, mi piace avere sempre qualcosa qui, non mi piace tanto avere quello là enorme dietro, però per il casco è sempre utile averlo se vado tipo in centro come oggi così. E niente, ci vediamo al prossimo video. Per qualsiasi cosa tranquillamente scrivetemi sotto, se avete le solite cose da lamentarvi sulla moto, sugli accessori, su come me la gestisco io, su come lavoro io, su come uso io, scrivetemi, commentatemi, criticatemi pure sotto, perché tanto ormai è tutto così. E niente, ciao al prossimo video. E sì, vi aggiorno per il Piemonte, stay tuned, come si dice. Ciao. E visto che siamo qui, venetizziamo anche questa Himalaya, il culo dell'Himalaya, perché davanti ce l'ho già. Adesso le mettiamo anche dietro e pensavo di metterlo qua, sopra al 6%. E quindi, eccoci qua. Il nostro bel nuovo loghetto. Piano piano riempiamo un po' tutto. Venetizzata la moto, siamo pronti a ripartire. E viva la maiala ragazzi!